po' la fotocopia di tante partite che abbiamo giocato. A mio parere non avremmo assolutamente meritato di perdere, abbiamo creato veramente tante occasioni, è stato molto bravo il portiere avversario, complimenti. Noi siamo stati un po' imprecisi sia nel primo che nel secondo tempo e la partita poi è andata via così. Sul finale abbiamo messo il portiere, anche lì abbiamo creato 5-6 occasioni abbastanza clamorose. Devo dire, i nostri avversari sono stati anche abbastanza fortunati su un paio di palle che hanno ribattuto sulla linea, però per noi questo è il primo campionato in una categoria nazionale, abbiamo tanti giovani, tanti ragazzi che si sono affacciati per la prima volta nel panorama nazionale. Sono queste le partite o le stagioni che servono per fare esperienza e per farli crescere, per averli pronti per il prossimo anno. Siamo salvi al di là della Torgianese, siamo salvi dalla seconda partita del girone del ritorno, per cui la salvezza è assolutamente tranquilla. Era il nostro obiettivo, ci siamo riusciti. Secondo me avremmo potuto fare qualche punto in più. Li abbiamo persi un po' per inesperienza, un po' perché ci è venuto a mancare Thiago Daga, che praticamente, come avete visto, gioca in condizioni assolutamente precarie, cioè da dicembre a qualche problemino lo abbiamo al 30% e secondo me con Thiago al 100% e magari con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto fare 5-6 punti in più. Questo secondo me poteva essere il nostro campionato, però siamo soddisfatti. Adesso è appena finito il campionato, ci riposiamo, avremo modo al momento opportuno di sederci insieme alla società per fare delle valutazioni. Innanzitutto mi preme ringraziare i ragazzi che ho avuto a disposizione quest'anno, perché veramente sono stati encomiabili sotto tutti i punti di vista. Ripeto, Thiago ha giocato infortunato per un lunghissimo periodo di tempo, di questo io lo ringrazio. Gli altri ragazzi hanno dato tutto quello che c'era da dare. I giovani sono cresciuti, per cui un gruppo secondo me che per il Foligno costituisce un bellissimo pacchetto per il futuro che potrà essere utilizzato, e secondo me soprattutto i giovani il prossimo anno saranno in grado di fare molto di più e molto meglio.